Tra meno di 2 mesi si tornerà sui banchi di scuola e quest'anno, dopo anni di battaglie soprattutto dalla Regione Veneto, si parte col piede giusto. Ministro Bianchi, che io stimo peraltro, ha dichiarato che avremo tutti gli insegnanti al 1° di settembre a scuola. Credo sia un fatto straordinario, spero che insomma, soprattutto i genitori ne abbiano una soddisfazione in termini di serenità per come dovremo andare a scuola. Per l'inizio dell'anno scolastico, dunque, ogni classe avrà i propri insegnanti assegnati, senza dover attendere e soprattutto passare da un docente all'altro. Ma non è l'unica novità annunciata dall'assessore Donazzan, che affronta una questione sollevata da tempo, quella delle classi affollate. Stiamo lavorando per verificare dove ci sono ancora situazioni di classi affollate per poter risolvere il problema degli spazi. Resta il nodo trasporti. Ai noi il nodo trasporti si risolve solo comprendendo quali sono le regole per entrare su quei mezzi di trasporto, perché non ci sono mezzi sufficienti in Italia per accompagnare tutti gli studenti secondo magari un distanziamento che non è applicabile.